Ciao ragazzi, benvenuti in Contrada Bariola, dove ogni Natale il tempo si ferma. Quando si avvicina il Natale, in questa contrada dove il tempo sembra essersi fermato, succede qualcosa di magico. Dalla vigilia, infatti, in questa contrada, Bariola, che è una località di Sant'Antonio di Valli del Pasubio, quindi Alto Vicentino, va in scena uno dei presepi, secondo me, più suggestivi e, permettetemi, anche più belli del Veneto. E sapete perché? Perché i figuranti sono gli stessi residenti, ma non è un vero e proprio presepe vivente. E vi spiego. Da alcuni anni a questa parte i residenti, o meglio chi vive qui o comunque nei dintorni, presta la propria faccia e le proprie mani che diventano calchi, che a loro volta diventano statue. Quindi i figuranti che si vedono lungo tutta la contrada sono proprio loro. Poi questi calchi si dipingono i volti, le mani, cercando di essere il più fedeli possibile per rispettare, insomma, l'integrità dei lineamenti di chi per l'appunto ci mette la faccia. Ed è questo l'aspetto più originale di un presepe che veramente fin da subito si è segnalato per l'unicità che lo caratterizza. Insomma, per fare il presepe i residenti ci mettono la faccia, ma anche l'anima e il corpo. E perché no, anche un pizzico di follia, che non guasta mai. Tiziano, chi è quel signore lì? Allora, questo signore è né più né meno mio fratello. In arte Icio Maurizio Pianeronda. Lui ha una passione innata per la cucina, per cui l'abbiamo messo a rievocare la vecchia cucina storica della contrada. Come è nata questa idea così originale? Allora, l'idea originale nasce più o meno intorno circa 12 anni fa, forse anche 15 anni fa, no? Parte con una statua, no? Di carattere religioso, no? Poi questa statua diventa replicabile, diventa una matrice praticamente. E intorno a questa statua, no, nascono altre statue. E man mano che passa il tempo, no, il gruppo degli amici del presepio aumenta anche il know-how e anche la capacità di impersonare queste scene. No? Queste scene sono calchi fedeli, no, della popolazione della contrada, e praticamente tramite queste scene, questi scenari, la contrada si racconta. Racconta la sua storia, si passa un po' dal religioso al profano, no? Ecco, e lì inizia tutta la storia, praticamente come un racconto sceneggiato, no? Delle tradizioni. Ambientato in un luogo magico. È un luogo magico, diciamo, ecco. È un'esperienza di arte di gruppo, no? Che è importantissimo, penso, dove appunto il sacro si miscela, per così dire, si unisce al profano. Elemento fondamentale è l'unione e anche la follia. Ecco, perché follia? Perché la follia è quella che caratterizza tante volte l'arte, no? Ecco, ci sono delle idee piuttosto folli che vanno fuori dalla consuetudine, no? E proprio per questo fanno la bellezza, diciamo, della cosa, no? Questa cosa inconsueta, no? Ecco, questa è un po' la storia del presepio. Oggi abbiamo una popolazione di circa 80 statue, no? Nel frattempo si mette anche un'altra componente, che è la tecnologia, quindi le statue cominciano a parlare magicamente e cominciano anche a muoversi tramite una serie di PLC, una tecnologia computerizzata, no? Con elettrovalvole, no? Ecco, e riusciamo anche a animare i vari personaggi. L'allestimento di questo presepe richiede l'impegno e il lavoro di circa una trentina di persone, ciascuna con una propria mansione specifica. Loro stessi, tuttavia, ci tengono a precisare che qui non c'è un art director, non ci sono professionisti del settore, è tutto volontariato e ognuno in pratica attinge le proprie competenze per mettere a disposizione del presepe tutto quello che riesce a dare per rendere lo spettacolo godibile e credibile. Quindi
Chi è più avvezzo all'uso del legno, per esempio, provvede alla creazione delle sagome interne. Chi invece è più abile nella sartoria provvede ai costumi. Chi nell'estetica provvede a dipingere i volti. Chi nell'elettronica provvede alle automazioni e così via. Tutto quello che vedete quindi è il frutto di un lavoro lungo, però è il momento finale. Il bello è dietro le quinte perché è lì che si annida l'impegno che poi consente di arrivare, come abbiamo già detto, a 80 situazioni raffigurante la vita di Bariola di un tempo, con tante storie che si intrecciano, comprese quelle relative alla Grande Guerra, che qui, essendo a piedi del Vesuvio, ha indubbiamente recitato un ruolo molto impattante. Ma c'è anche un qualcosa di più. Al di là della bellezza del presepe e dell'impegno che c'è dietro, c'è anche una sorta di missione che è intrisa in quello che questi volontari fanno. Non si tratta soltanto di allestirlo il presepe, si tratta anche di contribuire al mantenimento e, perché no, addirittura al miglioramento di questa contrada bellissima. Si pensi che una rappresentazione del genere, no, come figura, no, richiede circa 100 ore di lavoro. No? Solo per la sagoma? Solo per la sagoma, la faccia, l'inserimento della vista, no? La coloritura, chiaramente, no? La tinteggiatura dei volti, no? Che chiaramente deve essere abbastanza accurata. No? Ecco. Poi c'è tutto il lavoro che riguarda, diciamo, l'intelaiatura. No? L'intelaiatura normalmente la facciamo in legno, con snodi. Abbiamo praticamente una compagnia, diciamo così, una squadra di falegnami che riesce a fare questi arti, no? Ecco. E poi naturalmente se la statua ha dei movimenti come questa, chiaramente subentra l'aspetto, diciamo, tecnologico, informatico, no? E anche lì abbiamo una squadra di specialisti che si presta a fare sempre, a livello di volontariato, si presta a fare tutte questi movimenti e a programmare questi movimenti. Ci mettete la faccia, ci mettete anche le vostre case, perché è ambientato nelle vostre case questo presepe. Sì, diciamo che il presepe è ambientato proprio sulle nostre case, alcune abitate, alcune non abitate, seconde case, diciamo, no? Case che poi sono anche stalle, sono cantine, no? Ecco, e queste cantine, dal punto di vista edilizio, hanno sempre, come dire, conservato la loro peculiarità originaria, no? E questo è anche dà un fascino particolare al nostro presepio, no? Perché appunto facciamo in modo che la contrada resti qual era. Ecco. E infatti l'opera del presepio non è soltanto quella di fare le statue, ma è anche migliorare la contrada in sé per mantenere sempre di più, diciamo, no, le strutture anche architettoniche. A volte siamo costretti anche a porre dei rimedi a certe superfettazioni che nel tempo si sono fatte proprio per mascherare, rendere la contrada, diciamo, fedele come era una volta, insomma. Queste ricostruzioni raccontano frammenti di vita? Sì, sì. Ad esempio? Allora, raccontano frammenti di vita nel senso che già l'abbigliamento è una storia, rappresenta una storia. Per dire, le calzature, no, di fabbricazione estera provenienti dal Belgio, questo probabilmente è stato un immigrante, no? E poi anche un altro, come dire, esempio, la giacca che porta questa rappresentazione è una giacca risalente alla Prima Guerra Mondiale, no? Quindi ci dà un'idea di come vivevano la gente del posto in un'epoca sicuramente poco propizia, no? In cui si tendeva a far tesoro di tutto, compreso l'abbigliamento e qualsiasi altra cosa, quindi si viveva con pochissimo. A questo punto può venire naturale chiedersi perché lo fanno, perché cioè investono così tanto tempo, energia, denaro per allestire questo che, per quanto meraviglioso, stupendo, bellissimo, tutto quello che volete, resta comunque pur sempre un presepe. Allora, dovete sapere che in realtà dietro al presepe di Bariola c'è un fermento vivacissimo, perché pensate che ogni anno qui arrivano qualcosa come 40.000 persone, che all'inizio probabilmente nemmeno loro si aspettavano, forse era un miraggio se fosse stato detto guardate che arriveranno 40.000 persone, che tra l'altro è il numero che si attende anche quest'anno. Ma non è solo questo.
perché tutto quello che è diventato successo per loro si è trasformato in una straordinaria opportunità per far vivere la contrada e il paese. Ha significato indotto per gli esercizi commerciali soprattutto, ma non solo, e questo è particolarmente importante per contribuire quantomeno ad arginare il triste fenomeno dello spopolamento demografico che purtroppo spesso attanaglia i piccoli paesi di montagna. Ma c'è qualcosa di più, perché l'afflusso di queste persone e le loro donazioni non c'è un biglietto da pagare. Gli organizzatori si rifanno alla sensibilità e alla generosità dei visitatori. Le donazioni, dicevo, servono per perseguire questi obiettivi con una finalità molto importante. Sentite. Il presepio ha degli obiettivi precisi. Quindi è una forma, abbiamo detto già, di arte sociale, no? In cui tutta la contrada, no, si unisce per un obiettivo. Ecco, questo obiettivo è anche valorizzare questa contrada, valorizzare le sue peculiarità storiche, no? Le sue curiosità, no? E poi c'è un altro aspetto. Il presepio diventa anche un'opportunità di lavoro per il turismo, per diciamo, gli operatori economici del turismo, ecco, perché di solito attira sulle 40.000 persone, no? E quindi in un mese sicuramente è una grossa opportunità di lavoro, no? In un periodo tra l'altro che di gennaio è abbastanza morto, insomma, no? Perché il turismo è un po' limitato, no? Ecco, questo è un obiettivo diciamo fondamentale, no? Serve per attirare persone che si innamorino dei nostri luoghi e possano anche intravedere una possibilità di residenza. Questo noi contiamo, perché a fronte di un continuo decremento demografico, no? Che praticamente è inesorabile, no? Ecco, noi cerchiamo di remare contro, cerchiamo di dare opportunità. Ci state riuscendo? Ci stiamo in parte riuscendo, è veramente un progetto difficilissimo da conseguire i risultati, però noi ci crediamo. E un altro aspetto fondamentale è che con le offerte che vengono raccolte, no, dei numerosi visitatori del presepio, riusciamo a mantenere la nostra scuola materna. Avere un servizio come la scuola materna rappresenta, no, una cosa essenziale in prospettiva che qualche coppia giovane venga a stabilirsi nelle nostre contrade. Ecco. E poi, oltretutto, ci stiamo riuscendo meravigliosamente bene, no, in questo intento. E accanto a questo però avanziamo anche delle disponibilità economiche per realizzare progetti culturali. E infine naturalmente c'è anche una parte importante che riguarda l'amicizia, quel senso di collaborazione comune che alimenta un senso di comunità molto forte. E se così non fosse, il presepio di Bariola probabilmente non esisterebbe. Siamo riusciti a formare un gruppo variegato di maschi e di femmine che sono veramente orgogliosi di lavorare attorno a questo progetto, e chiaramente la componente dell'amicizia, no, è la colla di tutta questa cosa, di tutta questa esperienza, diciamo, no? È una comunità che vive grazie a voi. Vorremmo fosse così, sicuramente fa parte del nostro progetto, creare una sintonia, per così dire, universale nell'ambito di questa contrada. Ecco, quindi questo è un buon indice, perché chiaramente questa è un'esperienza, però ci sono altre situazioni che richiederebbero un'unità, no? A fronte di certe evenienze, no? E quindi questo è un banco di prova, secondo me, come dire, molto eloquente. Tiziano, io non sono di Bariola, di Sant'Antonio, ma me facevo camminare statua. Ma guarda, ormai visto che sono anni che ti vedo da queste parti, ormai anche la contrada ti conosce, anche i muri ti conoscono, e quindi potremmo pensarci per l'anno prossimo di fare un'evocazione della tua persona.
Ecco, e basta magari che- basta che- inserirti di eh. fatto in questo ciclo magico per esempio di Bariola. Sarebbe un onore Ecco, fantastico. Basta che non ecco. mi metti a fare l'asino 2, No, adesso va bene tutto. no, beh, già asini ne abbiamo tanti, no? Quindi per questa volta ci sentiamo da questa, Va da bene. questa interpretazione. Troppo buoni. Ecco. Ragazzi, Bene. presepe di Bariola qui a Sant'Antonio di Valle del Pasubio, aperto fino al... 31 di gennaio 2025. Fate un salto perché merita davvero, conoscerete loro e anche i loro sosia, però costruiti, eccezionali. Ciao ragazzi! Ciao, grazie a tutti. Ciao.